Non c'è stato nessun riferimento agli sviluppi del confronto politico né ai tempi per l'uscita dall'impasse, nelle parole del presidente Mattarella, che questa mattina al Quirinale ha incontrato una rappresentanza della Polizia Penitenziaria. Luciano Gelfi. La data limite non l'ha posta il Quirinale, ma gli stessi partiti. È stato soprattutto Salvini a ripetere che da lunedì la parola tornerà a Mattarella. Il Presidente attende un segnale che sia chiaro e definitivo, però. Vuole quell'accordo che lunedì scorso era ancora in fieri, vuole soprattutto un nome condiviso per guidare il governo. Massima l'attenzione in queste ore, ma massimo anche il riservo. Nessuna bozza di accordo può essere esaminata in anticipo, ma nei suoi ultimi interventi il Capo dello Stato ha delineato una serie di punti fermi: fedeltà alla Costituzione, alla collocazione internazionale dell'Italia nella NATO e nell'Unione Europea, rigore nella difesa dell'equilibrio dei conti pubblici. È il suo ruolo che glielo impone, un dovere come quello di chi serve lo Stato con la divisa. È il caso della Polizia Penitenziaria. Mattarella ne ha ricevuto una delegazione in occasione del 201° anniversario della fondazione del Corpo, un lavoro che, dice, contribuisce alla sicurezza del Paese, alle prese con il sovraffollamento delle carceri, il disagio e la forte presenza degli stranieri. È un lavoro che spesso non si vede, che giorno per giorno deve anche modulare la professionalità rispetto alle singole condizioni diverse, mai uguali.